Buonasera a tutti, siamo a Gonnesa nei locali del Solivario per la mostra allestita dal gruppo dell'Associazione Culturale Sant'Andrea in occasione dei suoi 10 anni, quindi gli facciamo anche gli auguri. Abbiamo con noi un amico, il nostro caro presidente Oscar Sanna. Ciao Oscar. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Oscar, illustraci in questa mostra qual è stato l'obiettivo di questa mostra, soprattutto perché è molto interessante, e poi ci facciamo un giretto assieme. Ok, allora il motivo principale di questa mostra è, oltre che a festeggiare i 10 anni di attività della nostra associazione, è quello anche di raccontare attraverso le ricostruzioni, attraverso alcuni capi particolari, come si può fare ricerche, come si può ricostruire un abbigliamento tradizionale, e anche a dimostrare che nel 2022 è possibile ricostruire un abbigliamento tradizionale ottocentesco cercando di seguire determinati crismi, determinati canoni. Ad esempio, venite con me. Ad esempio, prendendo spunto e studiando dalle fotografie si possono riprodurre alcuni elementi, come in questo caso questo grembiule che è stato riprodotto da una fotografia delle sorelle Filippini dei primi del Novecento di Gonnesa, oppure partendo dai capi originali ricostruire le riproduzioni da poter indossare con l'abbigliamento tradizionale e quindi cercare di essere più veritieri possibile quando si veste l'abbigliamento tradizionale. In questo caso qua ci sono alcuni esempi di ricostruzioni e di riproduzioni. Nel frattempo potete notare che nel perimetro del locale ci sono dei bellissimi esempi, c'è una bellissima esposizione geologica, si possiamo dire, di minerali. Dobbiamo ricordare che Gonnesa, assieme all'Inglese, era un importante polo industriale già Esatto. dalla metà del 1800. Non fanno parte della mostra, erano già qua, però è sempre bello anche vedere anche queste cose. Proseguiamo. In questo caso abbiamo cercato di ricreare un po' lo scenario della fotografia dietro le spalle dei manichini, cercando di riportare l'abbigliamento, quindi i diversi copricapi, il diverso modo di indossare gli abiti, e anche esporre abiti come ad esempio questo qua con la gonna rossa, ricostruito anche grazie alle testimonianze ritrovate in archivio dei testamenti dei primi anni del 1800. O ad esempio quello al centro, ricostruito grazie anche a esemplari di inizi Novecento, dove è stato possibile recuperare modelli e quindi grazie a questi modelli ricostruire abiti che poi che poi si indossano tuttora con l'Associazione Culturale Sant'Andrea. Bene, proseguiamo con la mostra. Andiamo avanti, Sempre ci spostiamo. minerali. Sì, nel frattempo andiamo veloci, ma tanto la vedete. Eccolo qua. In questo caso sono alcuni esemplari di scialli che fanno dal più vecchio della seconda metà del 1800, ricamato a macchina, quindi esemplari di scialli che provenivano dal continente, dalla Francia, dalla Spagna, ricamati a macchina, in questo caso, quindi venivano importati. E poi passiamo ad esemplari successivi di fine 800 fino a esempi di scialli. In questo caso la differenza sta nel colore, questo colorato si chiama mattaliega e questo a mattaseria. Sta proprio la differenza nel colore del ricamo dello scialle. Bellissimi. Poi ci spostiamo a qualcosa che conosciamo meglio. Qui siamo a casa tua. Aspetta un attimo, eccoci qua. Qua siamo nella collezione Cristiano Cani. Allora, innanzitutto, se passi dietro a accendere le luci un secondo, Certo. nel frattempo, abbiamo una prima vetrina con foto della collezione sempre del nostro caro presidente Oscar Sanna, che sono foto tutte di Gonnesa. Ricomprate dal continente e riportate in Sardegna. Eccole qua, le possiamo vedere. Mentre poi passiamo alle cartoline illustrate, queste sono della mia collezione.
Qui abbiamo invece fotografie dei fotografi che erano attivi a Cagliari nei primi dell'Ottocento, dagli inizi dell'invenzione della fotografia, che è arrivata poi a Cagliari nel 1844, la prima fonte che abbiamo, la prima foto che abbiamo, fino ai primi del Novecento. La particolarità è che abbiamo alcuni originali con le relative cartoline. Se riesco un attimo, scusatemi. Sta litigando con... Sì, sto litigando, ok. Eccoci qua. Vedete che abbiamo a destra la foto originale, a sinistra la foto originale e a destra la relativa cartolina, così come per la Panattara abbiamo anche la relativa cartolina. Mentre poi nell'altra teca abbiamo cartoline e foto d'epoca dell'area del Sulcis Iglesiente. Alcune macchine fotografiche d'epoca. Puoi spegnere, grazie. Teniamo spento perché il calore delle luci potrebbe rovinare le fotografie e le cartoline. E poi abbiamo una serie di alcune stampe d'epoca e un bellissimo album di una famiglia cagliaritana recentemente acquisito da Roma. ed è tornato a casa, diciamo. Bene, possiamo proseguire. In questa stanza invece abbiamo i paesi ospiti. Paesi ospiti, la vicepresidente Maura, prego. No, la vicepresidente della nostra associazione. Allora, cominciamo con Maracalagonis, centro importante della Campidanò di Cagliari. Possiamo vedere qua due esempi di abito maschile e femminile decisamente ricchi. Ricchi non soltanto dal punto di vista della gioielleria, ma soprattutto dal punto di vista del ricamo. E anche in particolare delle scarpe. Complimenti. Grazie. È una cosa che salta subito all'occhio quando vedono questi abiti, che la gente ha notato nella mostra, sono la grandezza dei bottoni. Che vediamo qua, decisamente grandi, ma ce ne abbiamo anche più grandi. Rimanendo in tema di grandezza dei bottoni, ci spostiamo a Selargius. Un altro centro ospite della nostra Eccoli qua, questi magari qualcuno penserà che sono esagerati, invece esistono gli originali, esistono anche diverse foto con questi bottoni, hanno un diametro, se non ricordo male, di 8 cm. Notate anche la ricchezza del colletto della camicia e la serie di 3 bottoni. Tra l'altro, in tema di ricchezza, il corsetto. Tra l'altro il corpetto, faccio vedere la foto sempre della mia collezione, che è, appunto abbiamo qua un esempio di corpetto originale che ricalca appunto questo ricostruito. Questo corpetto era presente in tutta l'area del Campidanò di Cagliari, abbiamo riscontri in tutti i paesi del circondario. Bellissimo. Come è bellissimo lo stesso l'abito da donna. Una serie di gioielli sull'asus, a recasa, la caratteristica selargina dei doppi dominus appesi simmetrici sul petto, con un altro domino centrale, il velo bianco in tulle ricamato, annodato sotto al mento. La telecamera sta già andando Ogni tanto la telecamera dice basta. La saietta, in questo caso la doppia saietta, con una saietta principale con la sua seconda saietta che fa da sottogonna, e le scarpette. E qui abbiamo 2 pezzi originali, una giacca e la saietta originale. Esatto, con la trinetta a ventaglio, però caratteristici, e inquadriamo anche come le donne di Selargius e non solo si abbellivano le mani con bracciali in stile borbonico, diversi anelli, ma soprattutto come venivano legate tutte queste cose. Quindi durante la vestizione degli abiti di gala, specie con questo che abbiamo visto, con quella tipologia di abito che abbiamo visto, ogni anello veniva legato sia per assicurare che questi non venissero persi, ma anche per andare a imitare il modo con cui venivano legati questi anelli nei simulacri
quindi che nelle venivano Madonne, portate in processione, esatto. sì. Interessantissimo, e doveva essere anche una bella seccatura. Beh, sicuramente non era comodo. Ci spostiamo e andiamo a Samassi, sempre un altro paese del capitano. In questo caso Samassi ha portato un abito a manica di camicia con la caratteristica principale dell'abito di Samassi, che è la tipologia della gonna. In questo caso l'esempio di gonna originale di là, esposta lì, e questo nel manichino con la gonna ricostruita, che è molto particolare perché viene cucita. Aspetta un attimo che... Stai impazzendo? Eccola qua. Ok, ecco, viene cucita partendo dall'alto, seguendo una pieghettina, la piega più piccola blu, poi a un certo punto cambia e la piega si apre, diventa molto più grande. E verso la fine della gonna vengono inserite passamanerie, in questo caso con una tirolese. e una tirolese. Esatto, ne hanno ritrovato davvero tante di questa tipologia. E Qua poi vediamo un attimo, vediamo un po' di corpetti antichi. di Spavasa. E poi un'altra caratteristica di Samassi sono questi grembiuli di seta con questi pizzi di colore molto, molto vivace, che venivano abbinati molto spesso contrastanti con il tessuto del grembiule. Ci spostiamo da Samassi ora Alla capitale, al capoluogo regionale, a Cagliari, con due bellissimi abiti, uno a Bistilesera, come si dice a Casteddu, di stile Sera, e l'altro è una Regatteri in una ricostruzione che abbiamo da iconografie che partono dal 1841 che abbiamo qua del Barla, eccolo, lo vediamo, e di Baldassarre Luciano, e un'altra variante, in questo caso del macellaio, ma ha gli stessi tipi di pantaloni, esatto, sotto su goietto, in questo caso il macellaio, ed ecco qua la ricostruzione bellissima, direi, notare anche i dettagli, abbiamo anche l'orecchino e il copricapo, che non è in questo caso una berretta, ma è un fez. Però parlando di caratteristiche, di particolarità, notiamo i pantaloni, che riscontriamo solo nell'area sulcitana inglesiente, ma in questo caso abbiamo appunto documentazione anche a Cagliari. Stessa tipologia, materiale e colore diverso. Mentre sulla versione femminile non possiamo non far notare Zara Carasa, gli orecchini con la mora ampiamente diffusi nella... Aspetta. Un attimo solo. Scusate, ma la regia sta facendo un po' di dispetti. Ok. Ecco qua, gioielleria, quindi Zara Carasa Mura. Scendendo abbiamo i bottoni, la spilla borbonica e la cannacca, e infine Sagulla a forma di margherita. E i bottoni nella manica del Succiponi. Vediamo un'altra immagine, questa è una cartolina tratta da una foto di Pellerano, che è una foto del 14, ed è una delle prime fotografie fatte direttamente a colori realizzate in Sardegna. E qui abbiamo i soliti pezzi antichi di riferimento. Proseguiamo. Andiamo verso l'ultimo paese ospite di questa mostra, per poi ritornare a Gonnesa, e siamo nell'Ogliastra. In questo caso il centro ospite è Balissardo. Un interessante lavoro che sta svolgendo l'associazione di Balissardo, che ha recuperato e quindi riproposto l'abbigliamento tipico di quest'area. Da notare il lavoro che è stato rifatto nella camicia è nuova, è stato fatto un lavoro di ricostruzione e di riproduzione bellissimo. Ma devo dire che già l'abito in sé, nel suo complesso, ricalca quei canoni della seconda metà dell'Ottocento, della prima parte della seconda metà dell'Ottocento, con le gomme ampie, così come abbiamo visto per l'abito cagliaritano, con queste gonne vaporose che ricalcavano la moda della crinolina europea, che era presente, che era arrivata anche a Cagliari, sì, e quindi in tutta la Sardegna, e quindi c'era questa moda, questa
questo cercare di somigliare il agli più abiti da possibile, palazzo. esatto. Però su Barissardo una cosa molto particolare che ha portato è su colore, questa sorta di manticello, questa sorta di mantiglia, possiamo chiamarla Sì, così. una mini mantiglia. Esatto, una mini mantiglia è molto interessante. Per non parlare per lo stesso del suo Gossu, mi raccontava appunto quando li ha portati che per ora ne hanno trovato soltanto 2 esemplari. Quindi comunque il fatto di ricercare, di andare di casa in casa e trovare pezzi antichi alla fine dà i suoi frutti e c'è la possibilità poi di ricostruire nella maniera più fedele possibile un abbigliamento oggi, fondamentalmente. Parlando ad esempio di ricostruzioni, il grembiule bianco ne è una delle prove più evidenti. Questo ad esempio, facendo parte appunto di un'eredità di una ragazza del gruppo, l'originale era questo e la riproduzione dopo diversi mesi di lavoro è questa, identico. Devo dire, esatto, che quando si fanno bene le cose Si vede. si possono fare le ricostruzioni fatte bene, bisogna spendere e avere pazienza. Bisogna spendere, avere pazienza perché non è detto che si trova il tessuto corretto o magari si può già fare una ricostruzione con un altro tessuto magari della stessa Simile, epoca, esatto. simile, fino a che magari non si troverà in futuro magari lo stesso tipo di tessuto, se siamo Si fa fortunati. riprodurre direttamente. Esatto, altrimenti sì, la seconda ipotesi è farlo riprodurre, anche se lì ci sono problemi di metraggi, Esatto. sappiamo, quindi bisognerebbe farne fare un bel po' e non è detto che riusciamo economicamente A sostenere la spesa. a sostenere la spesa, In questo esatto. caso stiamo vedendo un abito da lutto, l'abito di gara della donna da lutto con la mantiglia originale posizionata a fianco, e invece nel manichino la riproduzione degli abiti utilizzati in quel periodo, ed è una delle tante varianti di abito da lutto che erano presenti a Gonnesa. Qui invece già dalla fotografia si nota un particolare. L'Iglesiente aveva un modo diverso di indossare i copricapi. La mantiglia è ad esempio lampante, si indossava almeno nell'area iglesiente solo ed esclusivamente con il velo bianco annodato sotto. Infatti se tu ti avvicini alla fotografia, ci sono 3 donne diverse in questa foto con la mantiglia e tutte e 3 hanno il fazzoletto bianco annodato ed è proprio un segno tipico. 2 là al centro con il velo bianco sciolto perché signorina e l'ultima È la lo stesso. terza, eccola qua. Esatto. Questa è una foto, mi ricordami? Degli anni 30, Anni più o meno. 30. Sì, si riconosce dalle capigliature di Sì, quelle dalla che non pelliccia. sono... Lei che poi, non questa sono... signora qua a destra, quella qua a sinistra, è stata nel dopoguerra la prima e unico sindaco donna di Gonnesa, signora Cesira. Quindi vedete che comunque con la ricerca si recuperano anche i nomi, le persone, la storia del Esatto. paese, che è importante tanto quanto la ricostruzione degli abiti, perché ricordiamoci, un gruppo folk, ma in questo caso ancora di più come associazione culturale, l'obiettivo dell'associazione culturale è mantenere la memoria storica del Esatto, paese, ricostruire quindi la in questo caso farlo con un abbigliamento e col ballo, ma senza tralasciare tutto il resto. Ricordiamoci che Gonnesa ha un passato minerario importantissimo. Se non ricordo male, è un territorio dove c'è stata una delle prime ferrovie. 1870, esatto. 71-72 più o meno, sì, ferrovia privata della Monteponi. Ma già in epoca pisana è citata anche nel breve di Villa di Chiesa, nel documento il documento pisano più importante conservato di Iglesias. La mantiglia, l'elemento principe dell'area iglesiente. In questo caso è una mantiglia dei primi anni del 1900 e poi è stata riprodotta per delle nozze di qualche anno fa per una ragazza del gruppo che ha deciso di sposarsi in costume, quindi è stata riprodotta con tessuti e più Vorrei semplici. far notare in questo caso la decorazione del polsino del gippone, sì? Sì, gipponi. Che questo è quello Sì, ricostruito, questa giusto? si dice a Concordia, questa sarebbe Sa Concordia del Perfetto. Sugiponi. Ok. Vediamo l'originale invece. È questo. Ma di questo Insomma, di questa diciamo che ci siamo, Di questa tipologia, di questi Concordias a fiorini abbiamo trovato tantissimi gipponi originali, arrivati a noi almeno 5 o 6 tipi diversi. E qua abbiamo un bel capottino. Un bel capottino, il classico famoso Sereniccu. Mi sposto di qua che siamo in controluce.
così lo vediamo un po' meglio. Quindi su Serenicu ritorniamo ci ricolleghiamo con Cagliari, quindi con i capotai greci. E questo tipo di capottino è stato anche ritrovato nei documenti d'archivio appunto a Cagliari. E i sombreri lo stesso. Ricordiamo anche in questo caso noi siamo abituati dai gruppi folk a vedere esclusivamente Berritte, eccetto un paese che è Teulada che è col cappello, Teulada ma è- sappiamo che è diciamo, il Teulada, paese sì, che è l'ha stato il paese mantenuto, che ha mantenuto viva ma l'utilizzo. sappiamo che anche Teulada aveva le Berritte, ma anche gli altri paesi Avevano in tutta la sombreri. Sardegna avevano altri tipi di copricapi. Abbiamo In visto questo Cagliari caso- col Fez. In questo caso, parlando di volumi delle gonne, le gonesine erano famose anche per la quantità di gonne che mettevano sopra e ne indossavano fino a 7. Per farvi notare come erano i volumi delle gonne, vedete? Tante sottogonne messe una sopra l'altra. A volte anche andavano- inamidate per mantenere la Esatto, forma a guarda. campana, giusto? Sì, esatto, che andavano a ricreare i volumi poi delle classiche gonne di moda ottocentesca. Con la crinolina, ricordiamoci, sì, magari non potendo comprare la crinolina o perché costava troppo o perché non arrivava magari, allora cercavano il modo di avere la stessa forma con altri strumenti. In questo caso gli altri strumenti erano le Le sottogonne, o gonne che esatto. venivano indossate sotto. Ad esempio questo è un esempio di ricostruzione dove non si è ritrovato il tessuto uguale, originale, quindi si è optato per una seta sempre ottocentesca per ricostruire un giacchino. Quindi Quindi diciamo che in questo lo caso la ricorda. ricostruzione è prettamente per il taglio sartoriale, Esatto, il eccetera, taglio sartoriale è quello, però il tessuto lo ricorda. con un tessuto che è assolutamente coerente perché non è lo Esatto, stesso, però dello ma stesso periodo. esatto, quindi quando non si trova ad esempio il tessuto, logicamente è normale che questo accada perché molto spesso non viene più rifatto o non si trova veramente più perché non esiste più la fabbrica che lo faceva, Esatto. quindi dobbiamo per forza optare per qualcos'altro. E questa è una delle soluzioni. Vediamo anche lo scialle, Scialle, sì, perre, perre, eccetera. Perché perra? Così. Perra letteralmente significa metà, quindi venivano comprati in questo caso gli scialli, come questo qua verde e giallo, guarda, te lo faccio vedere aperto, quindi venivano letteralmente comprate gli scialli di seta e tagliati a metà, quindi facevano una perra, quindi una metà. Mi ricordo uno strumento musicale che è Sagana Sperrada, Sagana Sperrada, sì. che fa rumore perché viene tagliata a metà e percossa. Quindi ecco, qui sempre cose vecchiotte, vero? Sì, sì, hanno 2 giorni. Mi dicono che Oscar ha una collezione di gipponi non indifferente. Guarda, A quanto siamo arrivati? Forse una settantina. Lui vorrebbe arrivare a 100, ma secondo me lo supererà anche tra un po'. Speriamo. Qui invece abbiamo uno dei copricapi più arcaici dell'area sulcitano-eglesiente, e cioè su Anneddu, che sarebbe una sorta di, volgarmente detto, grembiule da testa, ma tecnicamente proprio un copricapo di orbace plissettato, che veniva appunto posizionato sul capo, sul fazzoletto, sul mucadore in mannu, che veniva annodato e legato sopra la testa. E questo copricapo fungeva da capottino in periodo invernale e la lana durante la fase di lavorazione veniva cerata in modo tale da renderlo idrorepellente, quindi aveva duplice funzione, quella di ripararsi dal freddo e anche di non bagnarsi durante l'inverno. E per finire una piccola esposizione di oggetti, tra cui una scarpa. Che in occasione del tutto eccezionale ci viene aperta la vetrina per mettere gli ex foto. per vedere cose molto brutte, direi. Sì, bottoni, diversi anelli, guanti, ventagli, perché le donne di Gonesa e dell'Iglesiente amavano molto questo tipo di oggetti. Le scarpe foderate, perché abbinavano molto spesso la scarpa al gipponi, quindi le trovavi di tutti i colori. E poi alcune ricostruzioni di gioie di diverse epoche, orecchini e cuffie. Soprattutto notate la differenza dei nastri delle cuffie, nonostante siano dello stesso periodo, hanno tutti i nastri di diverso colore. Vediamo anche Seta More, questa qua,
tamarezzata. Sì, invece questa di sotto è rosa. E sotto. E sotto ecco un altro esempio di gipponi con Concordia Floria. Bene, siamo arrivati alla fine. Spero che questo piccolo video di un quarto viaggio. di 20 minuti e poco più vi sia piaciuto. Ringraziamo Oscar, grazie io. per la bella mostra e per le iniziative costanti che fate nel territorio, per promuovere Gonnesa, per far conoscere Gonnesa, il territorio attorno anche, perché Gonnesa certo. fa parte dell'Iglesiente, ma siamo al confine con il Sulcis, che sono due realtà diverse, simili, ma allo stesso tempo diverse. Se voi venite a vedere le iniziative fatte dall'Associazione Culturale Sant'Andrea, capirete anche queste piccole differenze che ci sono tra i vari dalle zone storiche sarde del Sulcis e dell'Iglesiente. Io ti ringrazio per avermi invitato a esporre una parte della mia collezione. Peccato perché non è venuto per vederle dal vivo, mi ci dispiace, perché meritava sicuramente una visita, ma questa è l'occasione per farvele vedere. Noi sempre a disposizione per collaborare con chiunque, per poterci arricchire noi e scambiare sempre informazioni utili per tutti. E grazie ancora. Grazie a voi.